Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti al Piccolo TG, il TG del Piccolo Rifugio. Ciao Marisa. E buongiorno a voi. Quello che vedrete nel corso di questo breve notiziario è il frutto del laboratorio video che abbiamo portato avanti in questi mesi insieme agli ospiti del Piccolo Rifugio, nell'ambito del progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio, realizzato dall'Associazione Lucia Schiavinato grazie al contributo del Comune di Vittorio Veneto. Partner di questo grande progetto sono Anfas Sinistra Piave, la Tenda Multimedia, Giocatori in Scatola, Red Art Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, Fondazione Piccolo Rifugio e gli organizzatori della Little Run. Veniamo però al primo servizio di questo Piccolo TG. L'anno 2018, lo sapete, è dedicato alle celebrazioni per la fine della Grande Guerra. Anche qui al Piccolo Rifugio abbiamo dato spazio ad alcuni momenti di approfondimento sulla Grande Guerra, che sono culminati con la visita al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Via il servizio. Oggi noi del Piccolo Rifugio siamo venuti qui al Museo della Battaglia. Siamo qui con la direttrice del museo. Volevo chiedergli a lei qualcosa di questo museo. Intanto vi ringrazio della vostra visita, è sempre bello avere visitatori non solo da altre città e da altri luoghi, ma anche visitatori vittoriesi e visitatori così speciali come voi. Il museo è ricco a tantissime testimonianze, soprattutto della vita dei soldati semplici. Ha 3 piani e al primo piano viene raccontata la vita del soldato e quindi ci sono un sacco di oggetti che riguardano la vita nelle trincee, elmetti, fucili, bombe a mano, tantissime cose che testimoniano la vita dura che hanno vissuto in trincea. E poi anche tante testimonianze scritte, tanti diari dell'anno dell'occupazione, dal novembre 1917 all'ottobre 1918. Il museo raccoglie tantissime testimonianze che sono state raccolte da un donatore che si chiamava Luigi Marson e che ha combattuto, perché è stato anche lui un soldato, e ha combattuto sul Piave. E tutto quello che noi abbiamo qui dentro, meglio dire la maggior parte di quello che noi custodiamo qui dentro, è stato raccolto da questo ragazzo del 99. Perché ci consigli di venire a visitare il museo? Beh, prima di tutto perché è un museo che ci parla della Grande Guerra ed è uno dei musei più importanti d'Italia su questo tema. Secondo, perché poi Vittorio Veneto è stata coinvolta in prima persona come città nella Grande Guerra, perché qui è terminata la Prima Guerra Mondiale, e poi anche perché non solo ci sono un sacco di materiali interessanti e molto belli da vedere, ma anche il museo è ospitato in un palazzo che è a sua volta un luogo da visitare, perché è un palazzo del 1500, è la vecchia sede della comunità di Ceneda e conserva 2 cicli pittorici molto belli, uno nella loggia, che è un ciclo pittorico di Pomponio Amalteo del 1500, mentre quello in cui siamo adesso in questa meravigliosa sala del Maggior Consiglio è un ciclo pittorico di Giovanni de Min, un pittore dell'800. Ringraziamo la direttrice del museo, linea allo studio. Rientriamo in studio e ringraziamo la nostra inviata al Museo della Battaglia. Marisa, ti è piaciuta la visita al museo? Sì, mi è piaciuto molto e non pensavo che fosse così bello e penso che per tutti noi di Vittorio Veneto sia un gioiello della storia della Grande Guerra. E voglio dire anche che ho visto la
giornata degli alpini molto bella. Quest'anno stanno facendo veramente delle belle manifestazioni. Sì, tantissime sono le manifestazioni di questo centenario della Grande Guerra e ovviamente l'invito è quello anche ai nostri telespettatori di partecipare a queste manifestazioni e, perché no, se non l'hanno ancora fatto, di visitare il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Ne approfittiamo anche per ricordare un altro approfondimento sul tema della Grande Guerra realizzato qui al Piccolo Rifugio. Le 5 donne del gruppo Appartamento infatti a maggio sono state in viaggio al Vittoriale di Gardone Riviera, dove visse Gabriele D'Annunzio, il poeta che delle vicende della Grande Guerra fu a suo modo protagonista. Inoltre alcuni dei nostri ospiti ovviamente hanno partecipato ad alcuni incontri con gli educatori, lo state vedendo nelle immagini, in cui si è fatto un breve ripasso delle vicende storiche della Grande Guerra, un'occasione anche questa per rispolverare ricordi di scuola o memorie familiari. Eccoci rientrati in studio, adesso abbiamo qui Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao. Allora, cambiamo argomento e parliamo di teatro, perché grazie al progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio, l'associazione Lucia Schiavinato ha avuto la soddisfazione di poter sostenere tutti i primi nello sport, lo spettacolo teatrale che ha visto protagonisti uomini e donne del Piccolo Rifugio assieme agli studenti del Liceo Flaminio. Sotto la guida dei registi Silvio Pasqualetto e Federica Girardello dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, con questo spettacolo sono stati messi in scena i veri valori dello sport: la collaborazione, il gioco di squadra, il superare assieme le difficoltà, la voglia di sconfiggere i propri limiti prima ancora che l'avversario. E sono gli stessi valori che ci insegna anche l'incontro con la disabilità. Per questo progetto teatrale un grazie particolare lo dobbiamo ad una volontaria dell'Associazione Lucia Schiavinato, Alessandra Farolfi, e proprio dello spettacolo teatrale stiamo vedendo alcune immagini. Insieme verso il nostro obiettivo. Siamo nel Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, che il judo è importante anche per i deboli, è una specialità moderna per i deboli e non per i forti. E adesso vi do un po' di immagini del judo. Pronti? Pronti? Via! No! Noi siamo abituati a vedere il judo come attività sportiva, come disciplina sportiva, disciplina olimpica, però il judo va al di là di questo, è uno stile di vita, insegna ai ragazzi a stare sul tatami, ma insegna soprattutto a vivere a contatto tra di loro, a rispettarsi e soprattutto a volersi bene, che è la cosa più bella. Da quando frequento i ragazzi del Piccolo Rifugio ho imparato tantissimo e ho imparato tanto da loro. E questo è il bello del judo, che possiamo imparare da tutti e loro hanno dato una grande lezione che è veramente il senso di stare assieme e di volersi bene. Adesso ci hanno raggiunto Lara, Diego. Lara e Diego, a loro va il nostro ringraziamento, così come un grazie va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento al laboratorio video. Un grazie va anche agli educatori e al personale del Piccolo Rifugio, un grazie all'addetto stampa Tommaso Bisagno e grazie al Comune di Vittorio Veneto che ha finanziato il progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio. Appuntamento alla prossima edizione del Piccolo TG.